Buongiorno da Sicilia 24, questi i titoli di oggi. Catania, il quartiere dalla doppia faccia. Librino, da una parte l'ultima esplosione di colpi di pistola vicino all'ex palazzo di Cemento e dall'altra l'arte e la bellezza delle opere di Antonio Presti. Le nuove alleanze mafiose nel Ragusano tra Sicilia e Albania, secondo il giornalista Peppe Bascetto. Suo il collegamento tra il sequestro lampo del 17enne di Vittoria e l'arresto del boss Gianfranco Straquadaini. Palermo urla no alla violenza. Dallo stadio Barbera commoventi i cori e la foto di Paolo Taormina tra gli spalti, mentre proseguono serrate le indagini sull'omicidio del giovane all'Olivella. Il mercato del contrabbando si muove nel settore dei nuovi prodotti da fumo. Maxi sequestro a Palermo, gli 11 milioni di pezzi tra sigarette elettroniche, cartine e filtri avrebbero fruttato 1 milione di euro. Favara si ferma per Marianna Bello, la 38enne mamma di 3 bambini travolta dalle acque trovata senza vita dopo 2 settimane di ricerche. Nel pomeriggio i funerali, intanto la procura di Agrigento indaga per accertare eventuali responsabilità. Emma Dante conquista Modica per la nuova stagione di prosa del Teatro Garibaldi Extramenia. È uno spettacolo che racconta l'umanità nella sua fragilità e nella sua forza. Il calcio sfuma il sorpasso per il Palermo che pareggia 1-1 in casa contro la capolista Modena. I rosanero restano comunque ancora imbattuti in campionato. Serie C, il Catania regala emozioni al Massimino con la bella e convincente vittoria contro la Salernitana. Rossazzurri a un punto dalla vetta con il Benevento nel mirino, sconfitta in trasferta per Trapani e Siracusa con gli Aretusei in crisi nera. Ancora ben trovati, noi apriamo il nostro telegiornale mostrandovi un quartiere dalle due facce. È Catania e il quartiere è Librino. Da una parte i colpi d'arma da fuoco che sono stati esplosi nella notte nei pressi dell'ex palazzo di Cemento, è un po' il contraltare invece della bellezza che continua a invocare e a creare Antonio Presti proprio in questo quartiere. Sentiamo Tonino De Mana. Scene da Far West a Librino con l'ennesima sparatoria che sa di avvertimento. In attesa che le indagini, in questo caso della polizia, facciano il loro corso, cresce l'allarme dei residenti che ieri sera intorno alle 21 hanno segnalato colpi d'arma da fuoco al viale Moncada 18. Numerose le chiamate al numero unico di emergenza 112 ed intervento immediato della polizia che sopra alcuni garage ha rinvenuto un tappeto di bossoli di vario calibro, segno evidente che ad aprire il fuoco sono state più persone o comunque armi diverse. Dalla criminalità all'inciviltà, con un intero quartiere che affoga tra rifiuti con micro e maxi discariche presenti in ogni angolo e poco importa se lì vicino ci sono case o scuole. Sacchetto selvaggio colpisce di giorno e di notte. Da queste parti la raccolta differenziata non è mai decollata. Si butta di tutto con i mezzi, nella fattispecie di ecocar, che devono spostare la spazzatura stessa per pulire la strada. Ai margini resta ogni cosa, dai sanitari ai divani ed anche sedie. Una di queste è in bella mostra sul marciapiede, sullo sfondo l'ex palazzo di Cemento. Da una sedia all'altra, dai monumenti al degrado ai monumenti alla grande bellezza, con l'enorme sedia fortemente voluta da Antonio Presti. Questa è la sedia gigante di un grande artista, Giancarlo Neri, con una luna in cima. Ecco la porta dei sogni di Librino. Questa è l'altra faccia di Librino, quella pulita e bella e soprattutto quella che piace. Al nostro telegiornale parla Peppe Bascetto, il giornalista che per primo ha raccontato l'alleanza nel Ragusano tra Cosa Nostra e la mafia albanese, a lungo trascurato fino al sequestro lampo del 17enne e poi l'arresto del boss Gianfranco Straquadaini. Veronica Barbarino. In quel territorio stava avvenendo qualcosa a cui nessuno pensava. Un'alleanza ibrida tra la mafia albanese e Cosa Nostra siciliana. Dal sequestro lampo a Vittoria all'arresto del boss Straquadaini, il giornalista antimafia Giuseppe Bascetto, con delle sue indagini, parla delle nuove dinamiche mafiose nel Ragusano, dove la mafia albanese e il clan di Cosa Nostra hanno stretto alleanza. Ho ipotizzato subito che dietro il sequestro potesse esserci l'ombra della mafia albanese di Cosa Nostra per le modalità con cui è avvenuto, modalità e tecnica militare che assomigliavano molto a quelle che
che utilizzano i narcos colombiani, boliviani o messicani. E siccome la mafia albanese è in stretto contatto con questi cartelli della droga e ha mutuato da loro le modalità di esecuzione, la ferocia, ho subito pensato a questo. Dopo le sue dichiarazioni, la DDA di Catania ha preso in mano le indagini, colmando anni di vuoto investigativo. Un vuoto investigativo che dura da almeno 10 anni. Perché i primi arresti di albanesi nella provincia di Ragusa risalgono a 10 anni fa. Poi si sono susseguiti nel corso degli anni, abbiamo avuto le operazioni Camarina Drugs 1 e 2, abbiamo avuto altre operazioni di polizia, l'ultima nel 2019 dove sono stati arrestati Luz Indreu, Pandeli Pripti e Kutim Rakushi trovati con 50 kg di hashish e 1 chilo di cocaina. E quello che è mancato è inserire queste indagini in un quadro complessivo che spiegasse esattamente che cosa stava accadendo in quel momento e in quel territorio. Raccontare per non avere paura è il messaggio che lancia. Il segreto è non lasciarsi paralizzare dalla paura e trasformare quella paura in benzina per un atto di coraggio, perché è questo quello che bisogna fare, non lasciarsi paralizzare. Adesso andiamo a Palermo, è stato il primo fine settimana con le zone rosse attivate, ricordiamo l'ordinanza del prefetto che ha individuato 3 aree off limits per denunciati e pregiudicati nel centro della città. Intanto allo Stadio Barbera ieri c'è stato un toccante ricordo, quello di Paolo Taormina, ucciso con un colpo di pistola alla testa nella zona dell'Olivella. Iniziamo proprio con quelle immagini. Orazio Longo. Palermo dice no alla violenza e lo fa dallo Stadio Barbera durante il prepartita della gara contro il Modena, con striscioni, cori e il volto di Paolo Taormina proiettato sugli spalti nel ricordo sottolineato dallo speaker alla presenza dei familiari del 21enne ucciso pochi giorni fa con un colpo di pistola sparatogli in testa davanti a un pub all'Olivella alla presenza di decine di persone. In carcere c'è il 28enne Gaetano Maranzano, reo confesso dell'omicidio che però secondo gli inquirenti non avrebbe agito da solo. Altri 7 giovani, tutti del quartiere Zen, sono stati destinatari di perquisizioni. Alcuni di loro avrebbero mentito nelle deposizioni. Una denuncia è scattata per chi avrebbe aiutato Maranzano a scappare ospitandolo per qualche ora a casa, mentre un altro sarebbe indagato per avere schiaffeggiato uno dei clienti del pub, evento che potrebbe essere all'origine dei tragici fatti. Intanto è trascorso senza particolari criticità il primo weekend in attuazione dell'ordinanza prefettizia che ha imposto le zone rosse in 3 aree della città particolarmente frequentate durante la movida palermitana. La Vucceria, via Maqueda, Piazza Verdi, via Roma, l'intera area del Teatro Massimo e via Cavour, compresa l'Olivella, teatro dell'omicidio di Taormina. In queste zone le forze dell'ordine per i prossimi 3 mesi potranno allontanare senza ulteriori provvedimenti tutti coloro che impediscono il regolare svolgimento della quieta convivenza civile, facendo divieto agli stessi di ritornarvi. La misura riguarda anche i minori. Si ampliano le maglie del controllo cui possono essere sottoposti gli avventori delle zone in oggetto, in particolare per chi è destinatario di denunce o si accompagna a chi conti precedenti per droga, rissa, lesioni, furto, rapine e altri reati specifici. E adesso restiamo però a Palermo per parlarvi di una maxi operazione condotta contro il contrabbando, questa volta non di sigarette, le bionde per intenderci, ma del nuovo modo di fumare, le sigarette elettroniche. 11 milioni i pezzi sequestrati. Ci dice tutto Giusy Lazzara. C'è un nuovo contrabbando, una volta erano le bionde, adesso i nuovi prodotti da fumo. A Palermo scatta il blitz contro un giro illegale di sigarette elettroniche. La Guardia di Finanza ha sequestrato fra sigarette, cartine e filtri 11 milioni di pezzi per 770 kg. I prodotti, se messi sul mercato parallelo illegale, fruttavano 1 milione di euro. È emerso che un unico importatore di Partinico rifornisse tanti negozi di oggettistica e articoli per la casa. I finanzieri, seguendo le consegne effettuate dall'importatore, hanno scoperto anche 11 esercizi commerciali nel centro di Palermo che vendevano senza alcuna licenza, in totale evasione d'imposta sui consumi. I militari hanno notato la presenza di poche scatole esposte per la vendita di prodotti da fumo, in alcuni casi anche nascoste sotto i banconi, mentre il grosso dei prodotti veniva conservato in magazzini nelle vicinanze dei negozi pronti per essere venduti. I titolari degli esercizi commerciali sono stati denunciati, le attività segnalate alla
agenzie delle dogane e dei monopoli per le sanzioni che prevedono anche la chiusura dei negozi. Scoperto così che ai canali ufficiali, che avevano come clienti le rivendite di tabacchi, c'è un vero e proprio mercato parallelo con a capo società gestite da extracomunitari. Adesso ci spostiamo a Catania, dove il lavoro dei NAS purtroppo ci porta ancora a dover parlare di carenze igienico-sanitarie, di alimenti non tracciati, insomma tutto sempre ovviamente a danno dei consumatori ovviamente ignari. Desiree Ferlito. Gravissime carenze igienico-sanitarie, alimenti in cattivo stato di conservazione e prodotti alimentari non tracciati. È quanto accertato dalla task force della polizia a Catania nell'ambito di un controllo in 2 wine bar e un ristorante, rispettivamente in via Montesano, via Enrico Pantano e via Marchese di Casalotto. Ancora una volta i militari dei NAS hanno riscontrato gravi irregolarità ai danni degli ignari consumatori. Carenze riscontrate anche in termini di sicurezza per il cattivo funzionamento dell'impianto elettrico e il sistema di emergenza. Oltre 20 kg di prodotti alimentari e prodotti ittici privi dei requisiti di tracciabilità in entrambe le attività, oltre alla presenza di diversi lavoratori in nero. Moltissimi gli alimenti sequestrati dai militari, tra i quali uova, pomodori secchi e persino 20 litri d'olio. Oltre 24.000 euro le sanzioni comminate. Cambiamo decisamente pagina perché oggi Favara nell'Agrigentino si è fermato nel segno del dolore per l'ultimo saluto a Marianna Bello, che verrà appunto reso nel pomeriggio. Ricordiamo la 38enne mamma di 3 bambini trovata senza vita dopo oltre 2 settimane di ricerche, travolta dalle acque. Davide Sardo. Scortato dalle forze dell'ordine, il feretro di Marianna Bello è arrivato al cimitero di Favara, accolto dal silenzio e dalla commozione di un'intera comunità. Oggi Favara si stringe attorno al dolore della famiglia della giovane mamma di 38 anni, scomparsa il 1° ottobre e ritrovata dopo oltre 2 settimane di ricerche tra i canneti del fiume Naro in zona Cannatello ad Agrigento. Il sindaco Antonio Palumbo ha proclamato il lutto cittadino come segno di vicinanza e partecipazione al dolore dei familiari. Nella casa funeraria di via Capitano Callea, allestita la camera ardente, parenti, amici e cittadini si sono susseguiti per rendere omaggio a Marianna in un continuo gesto di affetto e ricordo. Alle 16 nella chiesa madre di Favara si terranno i funerali presieduti dall'arcivescovo d'Agrigento Alessandro Damiano. Centinaia di persone sono attese per dare l'ultimo saluto a Marianna, simbolo di una tragedia che ha scosso l'intera città e la provincia. Intanto la Procura Agrigento ha avviato accertamenti per chiarire ogni aspetto della vicenda e verificare eventuali responsabilità, ricostruendo le ultime ore della donna e le circostanze della tragedia. Favara oggi si ferma, unita nel dolore e nel ricordo di Marianna Bello. Nuova notte di sbarchi a Lampedusa dopo l'emergenza di ieri con 3 morti e 14 intossicati per l'inalazione di idrocarburi nella stiva del barcone sul quale viaggiavano. Il terzo migrante deceduto è morto questa mattina in ospedale a Trapani. Intanto prima dell'alba sono approdati nell'isola 286 profughi su 4 barche partite dalla Libia, intercettate dalle motovedette della Finanza, fra loro 18 donne e 12 minori, scusate, mi correggo, purtroppo il numero è più elevato. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo con l'Expo Sanità in programma tra pochi giorni a Palermo. Seconda parte di Sicilia 24, prima di proseguire con i servizi una ultima brutta notizia dalle agenzie. Infatti un 58enne è morto e un 34enne è ferito e si tratta del grave bilancio di un incidente sul lavoro avvenuto in una vetreria di via Montegrappa a San Giovanni La Punta, siamo nel Catanese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Gravina di Catania e personale dell'ispettorato del lavoro. Il ferito è stato trasferito al pronto soccorso del Policlinico Etneo con un elicottero del 118, aperta subito dalla Procura di Catania un'inchiesta. A Palermo la presentazione di Expo Medicina 2025, il salone dell'innovazione tecnologica in sanità che si terrà dal 26 al 29 ottobre alla Fiera del Mediterraneo. Marco Gullà.
La Fiera del Mediterraneo a Palermo che diventa un grande salone della medicina. Si terrà dal 26 al 29 ottobre nel capoluogo siciliano l'evento Expo Medicina 2025, un momento di confronto tra istituzioni, professionisti, università e società scientifiche per discutere le sfide attuali del sistema sanitario regionale e nazionale. Io credo che diventa importante far capire ai siciliani che esistono delle eccellenze nel mondo della sanità e quindi a volte non bisogna andare per forza fuori in altre regioni per essere operati e questo secondo me è importante per questa manifestazione, per comunicare questo, quello anche di avvicinare i cittadini alla sanità pubblica e la dimostrazione dello screening che viene fatto dall'ASP di Palermo il giorno 26 su 15 specializzazioni diventa sicuramente un momento importante. Meeting, simposi e tavole rotonde favoriranno il dialogo su cronicità, digitalizzazione, carenza di personale e innovazione tecnologica. Ma si parlerà anche di nuove fasi della ginecologia. La OGOI cerca sempre, in qualità di società scientifica, di occuparsi di quelle che sono le innovazioni in ambito della ricerca sia medica che chirurgica. E quindi quale migliore vetrina se non quella dell'Expo Medicina. Durante Expo Medicina andrà in scena anche il premio Dusmet dedicato alle migliori esperienze di innovazione sociale. Ottobre si tinge di rosa anche tra Cammarata e San Giovanni Gemini. L'associazione Solideali ha promosso Muoviti, un progetto che unisce salute, sport e musica con un messaggio chiaro: muoversi è vita, prevenire è amore. Davide Sarto. Ottobre si tinge di rosa anche tra Cammarata e San Giovanni Gemini in provincia di Agrigento. Un mese per ricordare che la prevenzione può salvare la vita e che muoversi nel corpo e nel cuore è il primo passo per amarsi davvero. Con questo spirito l'associazione Solideali ha promosso il progetto Muoviti, un'iniziativa che unisce salute, sport, musica e consapevolezza. Non bisogna fare la prevenzione in età adulta, ma bisogna iniziare anche da piccoli, facendo uno stile di vita sano, non abusare con l'alcol e no droga. La manifestazione ha coinvolto decine di persone in una camminata tra i due comuni con momenti di musica, attività sportive e benessere. Spazio anche all'informazione con l'incontro guidato dall'oncologo Armando Savarino sull'importanza della diagnosi precoce e dei corretti stili di vita. Il tumore, anche se si manifesta solitamente in età adulta o anziana, muove i primi passi proprio nelle età più giovani, perché il tumore non è altro che il risultato di tutta una serie di insulti che la cellula subisce all'interno del suo DNA. Un messaggio semplice ma potente: muoversi è vita, prevenire è amore, e quando una comunità si muove insieme nessuno resta solo. Adesso allo spettacolo, la nuova stagione di prosa del Teatro Garibaldi di Modica ha aperto il suo palco con Extramania, lo spettacolo di Emma Dante, una rappresentazione simbolica che racconta l'umanità nella sua fragilità e forza. Veronica Barbarino. Un inizio di stagione visionario per il Teatro Garibaldi di Modica. Sul palco, in scena, Extramoenia, la nuova creazione di Emma Dante, regista e autrice palermitana tra le più intense e riconosciute del panorama teatrale italiano. Peggiorerà o rimarrà così? Fuori dalle mura è il significato del titolo latino, ma anche la chiave di uno spettacolo che racconta l'umanità nella sua fatica, nei suoi desideri, nei suoi slanci d'amore e libertà. In scena 14 attori si muovono come un corpo unico, tra gesti, suoni e silenzi, raccontando la quotidianità come rito e la danza come atto di resistenza contro l'immobilità del mondo. Un teatro quindi che non si limita a raccontare, ma invita ciascuno a guardarsi dentro e intorno e a oltrepassare le proprie mura interiori. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa e torniamo con una nutrita pagina di calcio. Siamo al calcio, andiamo subito alla Serie B, pareggio amaro per il Palermo che alla Barbera non è andato oltre l'1-1 con la capolista Modena, dunque sorpasso fallito. Marco Gullà.
Doveva essere la gara del sorpasso e invece il Palermo si tiene stretto un pareggio. Al Barbera i rosanero non vanno oltre l'1-1 con il Modena, ma nella ripresa la formazione di Inzaghi è crollata atleticamente, concedendo il palcoscenico alla squadra di Sottil, apparentemente più pimpante e in forma rispetto ai rosanero. Il gol di Segre nel primo tempo aveva illuso, nella ripresa invece l'autogol di Beresischi ha riportato i siciliani sulla terra. Il campionato è difficilissimo. Non ci facciamo distrarre dalle chiacchiere, facile non è nulla, il Modena non è primo per caso, secondo me abbiamo fatto fino al 60esimo un'ottima partita, probabilmente potevamo fare il secondo, poi insomma Joronen ci aveva salvato in una situazione e sul gol probabilmente dovevamo essere un po' più bravi. Un Palermo che ha comunque mantenuto l'imbattibilità in campionato, restando al secondo posto e pareggiando una partita che l'anno scorso avrebbe probabilmente perso. È stata una partita molto equilibrata, combattuta, con occasioni per noi e per loro, e siamo comunque contenti perché loro erano primi, è una squadra organizzata, squadra forte, e noi abbiamo dimostrato di essere lo stesso forti. Rosanero che torneranno in campo sabato a Catanzaro. Adesso andiamo alla Serie C con il Catania che ieri al Massimino ha davvero dominato contro la Salernitana, raccogliendo una vittoria che vale tanto per la prestazione, per la classifica e soprattutto per una grande autostima. Marco Carli. A conti fatti si capisce perché Toscano sorride dopo Catania Salernitana. Non è solamente per la vittoria, non è semplicemente il punto di distacco dalla vetta, ma la somma di emozioni che questa partita racconta e i dati che ne vengono fuori. La prestazione, concentrazione nel primo tempo, perfezione nella ripresa. I gesti tecnici, la punizione di Cicerelli vale da sola il prezzo del biglietto. A proposito, i quasi 19.000 del Massimino sono un dato conosciuto, ma sempre da rimarcare. Tornando ai gesti tecnici, il controllo e la conclusione di Forte, quarto gol in campionato, sono da attaccante ritrovato che può fare la differenza. E poi ci sono i numeri, a parte la classifica, gli 8 clean sheet in stagione oppure la porta inviolata nelle partite casalinghe. C'è un po' tutto questo che vale la soddisfazione finale dopo il 2-0. Ci godiamo questa vittoria, bella, importante, che secondo me incide più nella consapevolezza e nella fiducia della squadra piuttosto che nella classifica, per la lunghezza ancora del campionato che c'è, perché da martedì ci aspetta un'altra partita importante e qui nel nostro stadio speriamo con questa gente che ci ha accompagnato anche oggi. Anche la Salernitana ha sbattuto sul muro Catania che solo a Cosenza finora ha ceduto in modo netto, e poi c'è la squadra. Aloi è pronto e se Caturano per via di un malanno alla schiena deve stare in panchina, si è visto per la prima volta Rolfini che poteva anche rendere più ampio il risultato, ma che come tutti ha raccolto solo sensazioni positive. Brividi proprio, ancora addosso ce li ho. È stata una bellissima giornata che mi porterò sempre dentro, è un esordio quasi perfetto, diciamo. No, però contenti, è stata una bella vittoria. E note dolenti invece per le altre DC, Trapani e Siracusa sono infatti tornate senza punti dalle rispettive trasferte di Caravaggio e Caserta. Gli azzurri sono sempre più ultimi in classifica. Sentiamo Sergio Colosi. A Caravaggio il Trapani ha fallito l'esame di maturità. Dopo la buona prova di Cava, granate involuti e discontinui in Lombardia contro i giovani dell'Atalanta. Primo tempo da incubo, la difesa si scioglie in 7 minuti sotto i colpi di Manzoni e Levac. Reazione nulla a bergamaschi vicini al tris e il rosso al capitano Benedetti espulso per gioco violento è un altro segnale di una domenica da dimenticare. Non ha funzionato l'approccio, non siamo entrati in campo decisi, convinti come l'abbiamo fatto in altre partite precedentemente. Sicuramente ne assumo responsabilità di questa sconfitta perché non era quello che avevamo preparato in settimana, non siamo stati cinici, non siamo stati bravi, non siamo stati sulle gambe come l'Atalanta, sapevamo quelli che erano i pregi e i difetti e chiaramente è venuto a mancare qualcosa, c'è da rimboccarci le maniche, c'è da lavorare, c'è da riprendere, per cercare già la domenica prossima essere pronti a battagliare in casa contro il Cerignola. La prestazione positiva del Siracusa a Caserta potrebbe salvare la panchina di Marco Turati, ma non ha portato punti alla classifica degli azzurri, questa volta condannati dagli episodi. De Lucia con le sue parate firma la vittoria dei campani, maturata nell'ultima parte di gara con un tiro dagli 11 metri di Bentivegna.
Tanta applicazione, una fase difensiva discreta e rare disattenzioni non bastano a cambiare la storia del campionato. I numeri, con 9 sconfitte in 10 giornate, condannano il Siracusa, oggi sempre più solo in coda, staccato di 5 lunghezze. Come tutti i lunedì vi ricordo la nostra programmazione dedicata molto appunto al calcio. Tra poco, dopo la nostra sigla, anteprima corner, Angelo Gagliano in studio approfondirà insieme ai suoi ospiti tutti i temi legati a questa ultima giornata di campionato per le siciliane di Serie B e Serie C, e poi la scena sarà tutta del Catania alle 20:45 con corner, in studio sempre il collega Angelo Gagliano, con i tanti ospiti e i tanti spunti di questa bella partita, di questa bella prestazione dei rossazzurri. A tutti voi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione su questa rete alle 19. Buona giornata.